Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e le ragioni degli altri, e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo, perché questo fino ad ora non è avvenuto. Io credo che non ci servono due programmi contrapposti, due programmi paralleli, quel modello di contratto che non era una visione comune dell'Italia, ma ci vuole un programma condiviso e comune che dobbiamo costruire. Così parlò Zingaretti tarda mattinata romana nel giorno più convulso verso le ultime consultazioni, un accavallarsi di riunioni, incontri e contatti più o meno annunciati. Dall'altra parte il Movimento 5 Stelle con tutti i big pentastellati riuniti, da Luigi Di Maio a Roberto Fico, da Alessandro Di Battista a Davide Casaleggio, nonché Beppe Grillo. Sul piatto tra gli altri il nodo Premier, ma anche la leadership del movimento. Conte bis sì o no, punti da condividere o limare e il tutto da fare in fretta perché Mattarella è stato chiaro. Indicazioni entro le 19 prima di stilare un calendario dei prossimi giorni. Ne ha dati 5 il Quirinale ai due vecchi ex nemici e ora quasi amici. Il tempo è agli sgoccioli mentre il terzo incomodo del triangolo, la Lega, tiene sempre una porta aperta e un cellulare, quello di Salvini, mai spento. Il Veneto aspetta, il Carroccio Veneto in primis, un Veneto preoccupato soprattutto per quell'autonomia che sembra allontanarsi sempre di più. Nei 10 punti per ripartire stilati dai 5 Stelle, la voce specifica non manca a quanto pare, ma con una precisazione. Va completato il processo di autonomia differenziata richiesta dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, si legge nel programma, istituendo contemporaneamente i livelli essenziali di prestazione per tutte le altre regioni per garantire a tutti i cittadini gli stessi livelli di qualità dei servizi. Un'autonomia sì ma che al Veneto fa salire la rabbia, visti i tanti troppi mesi di attesa e di freno tirato. E se i sondaggi parlano di un Carroccio che avrebbe perso il 5% dopo le giravolte salviniane con una base irritata, chi più di tutti ha voluto l'autonomia difende il segretario federale nella scelta di dire basta all'esperienza giallo-verde, almeno quella vista fino ad ora. Guardi, Salvini ha fatto quello che doveva fare. Salvini ha posto una questione. Noi avevamo un rapporto con questi signori che ci permette oggi, lo dico da Veneto, di dire che hanno detto di no alla TAV quando in Veneto l'unico comitato che esiste è sì alla TAV. Esiste un comitato per la TAV in Veneto. Ma hanno detto sempre di no alla pedemontana. Se facessimo un referendum i veneti ci dicono sì, fate la pedemontana. Hanno detto di sì all'autonomia e dopo di no all'autonomia. Vi ricordo che sono stato accusato di non avere l'autonomia perché io chiedo 23 materie. I 5 Stelle in Veneto hanno votato in Consiglio regionale la richiesta per 23 materie. Non vi parlo del prosecco del patrimonio dell'umanità e di tutte le partite che abbiamo affrontato, non ultima quella delle Olimpiadi.